L'intelligenza artificiale e tutte le tecnologie connesse allo sviluppo dell'intelligenza artificiale danno grandi opportunità all'agricoltura, opportunità che vengono già capitalizzate in una gestione ottimale delle aziende agricole, una pianificazione che rende le agricolture più resilienti e con pratiche agroecologiche che ci permettono di resistere ai cambiamenti e di traguardare anche il mercato in modo migliore. Dall'altro lato è chiaro ci sono preoccupazioni, le preoccupazioni sono legate ai dati, al possesso dei dati e al fatto che queste tecnologie sono nelle mani di pochissimi uomini, più potenti del mondo, che determinano non soltanto le scelte che vengono fatte in agricoltura, ma anche le prospettive di interi sistemi agroalimentari. La sfida sta proprio qui, sta nel governo di queste tecnologie, nell'uso consapevole delle tecnologie e nel governo dei dati. Bisogna costruire sistemi resilienti anche nell'uso dei dati, questa è la grande sfida del futuro.